Buona la prima per Formaggio in Villa. L'edizione 2022, che ha portato la Kermesse nazionale per la prima volta nel centro di Cittadella, non sarà stata baciata dal meteo, ma ha raccolto comunque decine di migliaia di presenze nei 4 giorni dalla manifestazione. Oltre 70.000 visitatori sono arrivati da tutto il Veneto e da fuori regione per godersi le eccellenze per il palato e quelle della città. Siamo ripartiti con una grandissima manifestazione, 4 giorni importanti, 4 giorni che hanno visto decine di migliaia di presenze a Cittadella, che hanno fatto lavorare un po' tutti, dagli espositori ai nostri negozianti, insomma a chi vive e lavora a Cittadella, e penso questa sia la cosa fondamentale. Cittadella ha tutte le carte in tavola per diventare un punto di riferimento di grande importanza per il turismo veneto, che pure vanta meraviglie di ogni genere. L'obiettivo che ha Cittadella è quello di provare a vivere di turismo, almeno per una parte, e quindi dopo l'inaugurazione delle mura avvenuta nel 2013 abbiamo continuato ad investire e queste sono le manifestazioni che vogliamo portare a Cittadella. Soddisfatti anche gli organizzatori di Formaggio in Villa e con loro gli espositori, molti dei quali hanno dato fondo alle scorte nei 4 giorni di mercato caseario. Siamo molto soddisfatti, il pubblico ha risposto molto bene, soprattutto la domenica, ieri, abbiamo avuto proprio la piazza e le strade del centro, il quadribio che ospitava più di 140 espositori, tutte piene, gremite, ma soprattutto siamo contenti perché sono contenti gli espositori, che molti hanno il banco vuoto oggi, sono qui per dire ci siamo ancora